Ancora va l'oratore San Vincenzo, calcia forte Russo. Calamia, Sanchez. Ancora la palla lunga. Calma portiere, calma, stai tranquilli. Stai tranquilli. Ancora va Di Modica. Russo viene fermato e allora va a Zangara. La palla su Sanchez, il dribbling e viene fermato, è fallo. È fallo. Ed è al limite d'aria, ammonito il numero 7 Catanzaro ed è 2-2 sempre. C'è stato un piccolo problema tecnico che abbiamo risolto. Chiedevo scusa per il disagio, è stato un piccolo problema tecnico che, ripeto, abbiamo risolto. E quindi si può ripartire con la diretta. Calcio di punizione per il Real Sicilia. Ancora Real Sicilia che va. Il calcio di punizione, ci sono i fischi da parte del pubblico. Occasione importante per portarsi in vantaggio. Gambino pronto a calciare. La palla forte, deviazione di Liga ed è calcio d'angolo. Sanchez, palla indietro, Leonardo deviato dallo stesso compagno ed è rimessa laterale per l'oratore San Vincenzo. Ancora alla battuta della rimessa. Presti Giacomo può avanzare, Presti Giacomo. Palla in mezzo, deviazione di Zangara ed è calcio d'angolo per l'oratorio. Palla dentro, Russo la stoppa, Russo col destro in mezzo e c'è il gol ancora una volta dell'oratorio San Vincenzo, sempre Catanzaro ed è 3-2, ed è 3-2 il risultato. Oratorio San Vincenzo si sta giudicando questa finale, è una bolgia. Real Sicilia che deve ricominciare sul 3-2. Ancora Zangara. Pucci. Gambino. Zangara. Può puntare Russo. Zangara si accentra, la gira. Gambino. Ancora dentro. Leonardo. Si gira col destro di Modica. Lo ferma davvero. E va in contropiede dell'oratorio. Con Russo. Tiro fuori in diagonale. Pucci. Zangara. Pucci. Gambino, palla dentro Leonardo, sbaglia il controllo di Modica, protegge benissimo, ottiene un fallo. Grandissimo lavoro di Giuseppe Di Modica, davvero un lavoro roccioso, importante del numero 4 dell'oratorio. Bravi signore, ciao! Dai Gambino! Di Modica, palla lunga, sbaglia, ricomincia il Real Sicilia con la rimessa laterale. Pucci cerca i compagni, non trova nessuno, deve giocare all'indietro, Gambino e la palla deve rimanere ferma, cambio rimessa. Ancora la palla per l'oratore San Vincenzo che può passare. Di Modica per Russo, intanto è entrato il numero 9 Riccobono ed è rimessa laterale per il Real Sicilia. Gambino, Pucci, Zangara si ferma, danza sul pallone, la gira per Pucci. Ancora Pucci, rasoiata per Leonardo che protegge molto bene. E ancora Pucci all'indietro. Zangara, adesso il Real Sicilia ha fretta di pareggiare l'incontro. Ancora Gambino col tacco per Zangara.
si allarga dalla destra, adesso si gira e gestisce, ancora Pucci, da ultimo, non deve rischiare, la gioca, sempre Zangara, dentro per Leonardo, il tacco per Zangara ed è anticipo di Ricco Bono. Rimessa laterale, battuta Gambino, la traversa di Roberto Gambino, traversa piena. Dai, dai, dai! 3-2 Oratorio San Vincenzo, una finale bellissima, davvero. Palla lunga, Catanzaro, l'arpiona ancora una volta, Catanzaro, punta Pucci, Catanzaro, andiamo per Russo, di sinistro, respinge Gambino, rimessa laterale per l'Oratorio. Di Modica, Ricco Bono, Di Modica, laterale per Russo, Russo, suolata, danza sul pallone e la gira, Catanzaro, Di Modica chiede palla, non viene premiato, non viene servito, rimessa laterale per i biancocelesti dell'Oratorio. Ricco Bono non ci arriva, rimessa laterale in zona d'attacco per il Real Sicilia. Zangara, la palla è più indietro ovviamente. Zangara, Pucci, palla, rimpallo fortunato qui di Pucci, prova a gestire, Pucci la tiene lì con grande grinta e caparbietà, ancora il Real Sicilia. Zangara, Pucci, dentro per Zangara, il destro, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Real Sicilia. Zangara, Gambino calcia, nulla di fatto, rimessa dal fondo, rimessa dal fondo Oratorio San Vincenzo sui piedi e le mani sicure di Umberto Prestigiacomo, palla lunga, Pucci di testa, Catanzaro ancora a recuperare, grande lavoro del numero 7 biancoceleste, Ricco Bono, palla dentro, Calamia, sicurissimo, la recupera. Zangara, sombrero addirittura, gli riesce la giocata, Zangara, ruleta, la tiene lì, ancora Zangara, contro Ricco Bono, la gira, Pucci, Gambino, Pucci si allarga, non viene servito, Zangara, sovrapposizione di Pucci, non viene servito neanche, Zangara gestisce Gambino, cerca lo spazio giusto, Gambino lotta, Russo, in contropiede, 2 contro 1, Russo, la passa, ed è gol di Catanzaro! Ed è gol di Catanzaro, e sono 4 Oratorio San Vincenzo, e sono 4. A 2 Real Sicilia, adesso davvero sta faticando. Pucci, Oratorio San Vincenzo decisamente carico e galvanizzato, ancora Real Sicilia, Pucci, Gambino, Zangara, ancora Zangara, lo spazio, lo prova Prestigiacomo, ogni parata, ogni occasione, Oratorio San Vincenzo si carica. Ancora Real Sicilia, Zangara può puntare, manca poco, Zangara, rimessa laterale, ancora per il Real Sicilia, Zangara, Pucci, ancora Pucci, rimessa laterale, Gambino, ancora Pucci, adesso Zangara, Pucci, Zangara, Leonardo lotta sul pallone, grande recupero qui dell'Oratorio e c'è fallo. Ammonito Leonardo adesso. Cambi! Attacco! Ragazzi, chiamo il centro sulla finale!
Ancora Oratorio che va di Modica. Ancora il Real Sicilia può attaccare con Pucci. Zangara, il destro, traversa. Rimessa laterale per l'Oratorio San Vincenzo. Di Modica si prende tutta la calma del mondo per battere questa rimessa. Palla lunga, ovviamente ha perso troppo tempo. Ed è rimessa 3 per il Real Sicilia. Real Sicilia 2, San Vincenzo 4. Ancora Pucci, prova il tiro da fuori di Modica, salva anche questa. Zangara, il dribbling, il controllo e il tiro, parata di prestigio come poi il gol di D'Amico. 4-3 Real Sicilia. Vai, 3-4 il risultato. Il Real Sicilia vuole rimontare, sta accorciando le distanze. E c'è il giallo a Zangara, troppe proteste. Troppe proteste da parte di Zangara. Zangara nervoso, sta rischiando davvero il secondo giallo e può andare fuori. Ed è un uomo in meno. Nel futsal è pericoloso. Signora, quanto manca? Fine. Allora San Vincenzo che può battere dopo il gol subito. Ancora di Modica. Ricco Bono. Perde il possesso, rimessa 3 Real Sicilia. Ed è carica, vuole provare a recuperare. D'Amico. Pace. Si gira. Pace! Col destro, ancora Pace, respinta. Zangara di Modica. Col corpo si trova lì. Grande recupero. Ancora Liga. Per l'Oratorio San Vincenzo. Ancora Liga. Russo non ci arriva. Rimessa laterale. L'arbitro deve ammonire il Russo per perdere di tempo. Rimessa laterale, Real Sicilia. D'Amico, palla lunga per Pace di testa, prova la sponda, non va. Lotta Liga, ancora. Liga lungo, Ricco Bono di prima, Russo. Recupera Pucci, Real Sicilia, ancora Pucci, la spinta di Liga tutto regolare. E va Russo a puntare. Fermano, è stato fermato. La palla lunga di Pucci sbaglia. E chiede scusa però. Rimessa lunga, presi Giacomo, più che altro una scusa per perdere un po' di tempo. Ancora Real Sicilia, Pucci. Pace, ancora Pace, può avanzare, Pace. Di Modica, respinge via il pallone. Davvero il migliore in campo in fase difensiva per l'Oratorio San Vincenzo. Di Modica. Pucci. Zangara. D'Amico, Pucci ancora, Pace, grande controllo, qui col corpo, Pace protegge, aspetta l'imbucata, Pace, Liga, il tunnel su Pace, scalcia via Liga e questo è giallo. Chiede scusa, fallo di frustrazione da parte di Pace. Signore! Ed è 2-4 il conto dei falli. Altri 2 falli e si rischia il tiro libero per l'Oratorio. Ancora Pucci, resiste, recupera il pallone. Pucci, il tiro di Modica. Ha fermato anche questa. Ma che cosa hai rischiato? Devi sbagliare pure tu! Oh! Calcio d'angolo.
fallo cumulativo, ha fischiato il fallo sul vantaggio, avete sentito. Batte il Real Sicilia. D'Amico, palla dentro, Liga calcia via il pallone. Calamia ha rischiato di sbattere sulla porta. Deve ricominciare il Real Sicilia con il suo numero 8 Pucci. Laterale, anticipo di Liga. Liga! E sancisce la fine. È proprio così, ha segnato Liga. E viene sotto la curva, sotto il pubblico. Ed è la terra trema sotto di me davvero. Atmosfera pazzesca. San Vincenzo 5, Real Sicilia 3. Vincenzo 5, Real Sicilia 3. Ancora Zangara prova a puntare contropiede dell'oratorio, 2 contro 1, Catanzaro, Russo, palla fuori. Sta finendo l'incontro, palla lunga di Calamia, Di Modica lotta ancora sul pallone. Una partita perfetta a livello difensivo, assolutamente perfetta. Rimessa dell'oratorio. Se lo prendeva facciamo disco. Rimessa laterale, Russo. Di Modica. Russo. Pucci lotta sul pallone per recuperare ed è rimessa laterale dell'oratorio. Russo. Catanzaro protegge il pallone, Pucci recupera. Di Modica scalcia via il pallone. Rimessa al fondo della Sicilia. È finita, signore! Ancora Pucci. Pucci palla dentro, Pace. C'è una discrepanza tra il tempo effettivo della partita e il tempo in effetti grafico. Real Sicilia ancora a giocare. Zangara lotta sul pallone come un leone. Gioca Zangara. Ancora Zangara. 5-3. Ancora Pace. Pace può puntare. Pace. 2 minuti alla fine. 2 minuti davvero. Pace per sancire l'accesso alla Serie C2. In questo momento l'altro San Vincenzo ha 2 gol di vantaggio. E ancora Di Modica. Sempre lì. Sempre pronto. Lì nel mezzo. Finché ce ne ha. E ancora. E c'è un giocatore a terra, Pace. Gioco interrotto da parte dell'arbitro, stiamo verificare le condizioni del giocatore. Un fenomeno, pollo! Bravo, bravo. Ancora Real Sicilia può giocare, manca pochissimo alla fine, manca davvero l'ultimo minuto. Il quinto giocatore intanto in movimento è Gambino. Calcio d'angolo per il Real Sicilia, batte su Zangara e adesso ci vuole la pazienza. Zangara, brutto errore, qui Gambino deve correre, Catanzaro è più veloce, Catanzaro si gira, Gambino non è stato sfruttato benissimo questo quinto uomo. Di Modica, Russo, ancora Russo, prova a sfruttare Real Sicilia, gioca Liga e fischia! Ed è la finale vinta dall'Oratorio San Vincenzo. L'Oratorio San Vincenzo va in Serie C2 per la prima volta nella sua storia, nella sua brevissima storia, ha raggiunto
un traguardo storico. L'Oratorio San Vincenzo è andato in Serie C2. Amici sportivi, è stato bellissimo. Saluto Campuso è tutto, alla prossima.